vi devo far vedere come mi stanno gli occhiali da sole, perché non vi ho più fatto vedere niente, questi qua. Vabbè, non sono brutti, no? Sono un po' più particolari questi. Vabbè, comunque questi sono gli occhiali da sole. Certo è, come vi ho già detto nell'altro video, che io preferisco, adesso lo so, non sapevo come sarebbero stati, cioè io non ho mai avuto degli occhiali da sole, solo da sole da vista. E quindi non sapevo. E quindi posso confermare quello che ho già detto, preferisco non quelli fatti così, ma quelli a specchio polarizzati, perché con quelli si può veramente guardare anche verso il sole, cioè non ti dà fastidio agli occhi. E invece questi qua, quelli là sono stati un acquisto, i due in uno, li avevo presi dall'ottico ed erano una novità in quel periodo, in quegli anni. Adesso esistono da tanto, però erano una novità. Comunque dai, a me piacciono anche questi e, e anche questi chiaramente, però preferisco appunto quell'altro sistema, ecco, così adesso ce li ho, magari li utilizzerò, però mi trovo molto meglio con quelli due in uno, clip sopra e hai gli occhiali da sole fatti. Però la differenza tra avere degli occhiali da vista da sole e avere degli occhiali da vista con lenti magnetiche sopra da sole, allora il lato negativo è che se il sole ce l'hai di traverso, entra tra le due lenti e ti accechi, non vedi niente. E mi capita spesso, cioè mi capitava spesso di dover guidare così. Un altro lato negativo, per la mia esperienza, che li ho usati per anni quegli occhiali, è che perdi un pochino, nel senso che con gli occhiali da vista normali ci vedi bene, no? Quando tu vai a posizionare invece la clip sopra, con le lenti da sole, ci vedi un po' meno, quindi la nitidezza che avevi prima non ce l'hai più dopo e quindi perdi un attimino con la vista, ecco. Queste sono le due cose a sfavore di quel tipo di occhiale, che avendo avuto, cioè ho l'esperienza di anni, portato per anni quel tipo di occhiali, quindi sì. Va bene ragazzi, cambio occhiali di nuovo. Allora, ho deciso che cambio lenzuola oggi. Sì. Ah, la borsa non l'avete ancora vista, o forse sì. Questa qui di Shein è molto comoda, molto molto comoda. Mi piacciono le borse piccoline perché alle volte non serve avere chissà quanta roba dietro, è inutile prendersi borse grosse, zaini. E quindi quella lì è molto comoda quando magari vado a fare la spesa qui vicino. Mi prendo quella borsa. E boh, ho deciso di cambiare lenzuola, ecco. Quindi adesso disfo tutto il letto e in realtà dovrei far prendere aria. Vabbè, in qualche modo farò. No, comunque devo fare questo lavoro. Non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia, non ho voglia. Voglia di fare niente oggi. Ah, non ho proprio voglia di fare niente. No. Però devo fare. E stavo pensando di mettere le lenzuola invernali, quelle grosse, perché sì, sono ancora quelle estive. Però io ieri sera mi ero fatta la borsa dell'acqua calda perché mi aiuta a rilassarmi. Io me la metto qua e tempo zero mi addormento perché il calore mi rilassa tantissimo. E anche perché questa stanza è bella fredda, soprattutto la sera, la notte, molto fredda, quindi quella proprio, ieri sera proprio ho detto mi faccio la borsa dell'acqua calda perché serve. Ah, si sta staccando, non c'è niente da fare. Purtroppo questa stanza è veramente tanto fredda e umida e quindi, ahimè, l'adesivo si sta staccando. Che è un peccato. Adesso proverò di nuovo col phon, ma non attacca più, no? Perché la parete è gelida e non sta. Però è proprio una bella decorazione alla fine, per questo muro. Ieri il mio collega ha avuto un incontro ravvicinato con un cervo. È iniziata col botto la mattina. Eh sì, ha preso un cervo, ha investito un cervo. E sì, ma perché magari era un po' sovrappensiero, insomma. Mi succede anche a me la mattina di essere un po' così,
magari se hai ancora sonno, stai ascoltando la radio e quindi magari era un po' distratto. Il tempo che tu pensi di reagire ormai l'hai preso il cervo, cioè non è semplice schivarli. Anche perché poi gli animali non sai mai come reagiscono e quindi magari è là fermo a bordo strada e tutto ad un tratto ti attraversa. Cioè, infatti io in genere quando riesco a vederli, che per fortuna mi è sempre andata bene fino adesso, però facciamo le corna, ecco, ma mi è successo di vederli a bordo strada e quando si vedono a bordo strada bisogna rallentare. Come prima cosa devi rallentare perché non sai la reazione, no, dell'animale e quindi potresti investirlo, potrebbe saltarti sulla macchina, cioè bisogna stare sempre molto attenti con gli animali selvatici, insomma. E ieri appunto ho avuto questo incontro ravvicinato. Lui non si è fatto niente, fortunatamente, è arrivato al lavoro sano e salvo, ma la macchina no. Infatti è ancora lì al lavoro parcheggiata e per far venire il carro attrezzi, anche perché non è da fidarsi a girare con una macchina così. Comunque dai, cambio lenzuola, è arrivato anche Franz, quindi vado. Buongiorno, oggi è domenica, sono in crisi totale perché la domenica per me è proprio saremmo dovuti andare via, ma io sono proprio KO, ho anche mal di testa, ho dormito tanto anche oggi, e quindi niente, fa freddo, devo dire, non c'è per niente caldo, 6 gradi segna, e questo quanto segna? 6, sì, circa 6-7 gradi, c'è il sole un po' leggero leggero lassù. Durante il pomeriggio dovrebbe forse migliorare qua. L'unico modo per saperlo è aspettare. E adesso faccio colazione e poi forse probabilmente a ora di pranzo andremo via. Andremo alla fiera di Belluno. Dopo pranzo però, o a pranzo. O immediatamente dopo oppure a pranzo direttamente. Ciao. Prenditi un po' di fresco. Siediti un po'. Guarda un po' il mondo. Siediti. Seduto. Vai, seduto. Ti guardi un po' il mondo. Non stai seduto? No, non c'ha voglia di stare seduto. Uffa. E Pippi invece da lì non si schioda. Cioè, quello è il suo posto. Vabbè, Peppe ha deciso di stare lì. Boh, allora chiudo. E Pippo invece da qui non si sposta perché lui sta bene lì al calduccio. Quell'altro. Si ghiaccia stare là fuori, vabbè. Non vi avevo più aggiornati su Alfa. Adesso cammina bene. L'operazione non è più stata fatta. Anche perché mia mamma poi era andata in internet a guardare, leggere, eccetera, eccetera. E diciamo che alle volte basta anche il riposo forzato. Quindi niente, il gatto ha questo problema perché ce l'ha, ma non zoppica più. Non zoppica più, adesso sta bene. Non è più uscito tranne una volta, e se no non è più uscito, quindi saranno 2 mesi che è in casa, se non di più. Vabbè, comunque non è più uscito e questa cosa del tenerlo forzatamente a riposo in casa ha funzionato, non zoppica più, adesso sta bene, fa di nuovo i salti come prima e quindi niente, il problema rimane, però adesso non zoppica più, ecco. È stata una scelta un po' così, io avrei voluto farlo operare, però alla fine dopo l'operazione sarebbe stato un casino. E quindi mia mamma ha tentato questa via del riposo forzato per tot tempo e infatti ha dato i suoi frutti e adesso sta bene. Franz è dei suoi che deve fare delle robe e l'ho appena sentito. E boh, dai, speravo di non dormire così tanto, sono le 11. Vabbè, mi sono svegliata alle 10:30 in realtà.
Speravo di non dormire così tanto oggi, invece ho fatto una dormita quasi 11 ore anche oggi. Ci sarà un aggiornamento, adesso non so se a breve, veramente a breve, o tra 2 o 3 settimane, non ne ho la più pallida idea. Lì è solo una questione di decidere un giorno e fare. Ci sarà un aggiornamento per quanto riguarda la stufa, il forno, io lo chiamo forno, vabbè, la stufa. E vedrete, insomma, vi terrò aggiornati. Non so se andremo in meglio o in peggio, vi dirò, è tutto un esperimento. Se andremo in peggio, lì allora dovremo pensare a qualcos'altro. Però niente, dai, si va avanti. Si prova, si prova. Certo non è il momento ideale, però è adesso che si fa fuoco e si può capire se una cosa funziona o meno. E quindi va bene, dai. Non ho pulito il divano, ecco cosa non ho fatto. Oh, Peppe va nella cuccia igloo. Allora ha freddo. Ma qua dentro non è freddissimo. Anche perché tenendo tutte le stanze chiuse, questa rimane abbastanza calda, tra virgolette calda, Ok. No, non vai nella cuccia, perché mi fissi. Mi fissa sempre sto gatto, io non so cosa vuole. Cosa fai? Io vedo un codino, Ehi Pepe, io vedo un codino, una testuggine, eccolo, qui. Mommy. È ruffiano sto gatto, è ruffiano. Pepe, questo culetto, questo culetto. Oh, a me va via la voce perché ormai... No, ieri ho preso tanto freddo in ufficio e quindi adesso mi va via la voce, sono mezza ammalata perché tra ieri e l'altro ieri veramente ho preso tanto freddo. Cosa devi fare? Gna gna gna. Fuori non vai adesso, fuori non vai che noi andiamo via, fuori non vai, non vai, non vai. No. Adesso chiudiamo. Non esci adesso. Outfit di oggi. Questa è una maglia di Shein che non vi ho mai fatto vedere e che nel video mi sono dimenticata di farvi vedere, nel video che ho registrato. Comunque, pantaloni, che non so che pantaloni siano, ma li usavo tanto l'anno scorso. E niente, gli orecchini soliti. E mi sa che mi tirerò un po' sui capelli dietro. Qua devo mettere un po' di cera. E via. E si parte. Ma c'è un po' di sole. Andiamo. Alfa, che stai facendo lì? Vabbè.